Siamo puntualissimi questa mattina nel giorno dopo di Ring, abbiamo tante cose di cui parlare anche perché davvero, l'ho detto nella descrizione di poco fa, rischiamo un nuovo all-lockdown perché veramente ormai siamo degli allocchi perché non ci aspettavamo mai davvero che si dovesse arrivare un anno dopo a una nuova chiusura quando davvero, forse c'è un problema di connessione, fatemi vedere se... Ecco qua, forse ce la facciamo. Ciao a tutti, buongiorno e ben ritrovati. Allora, ciao Nirvana, davvero dicevo, rischiamo di essere proprio degli allocchi, altro che lockdown, al lockdown davvero, perché se un anno dopo, e lo ha ricordato molto bene ieri anche nel suo discorso Mario Draghi, del quale parleremo tra poco, è passato davvero un anno preciso dal lockdown e stiamo per chiudere tutto di nuovo, lo deciderà il Comitato Tecnico Scientifico probabilmente in queste ore con numeri che sono molto meno rispetto a quello che abbiamo già vissuto, ma perché c'è la grande paura di questa variante che cresce rapidamente, insomma, il comitato tecnico scientifico si ritrova per chiudere invece che per vaccinare, siamo veramente al lockdown tutti quanti noi, ormai degli allocchi, ma non perché non sia giusto, perché non ci debba essere attenzione, questo l'abbiamo sempre detto e nessuno di noi è negazionista, anzi, il problema qual è? È che veramente dovevano trovare delle soluzioni diverse. Il risultato qual è? Quello che abbiamo visto ieri sera a Ring, con il sondaggio che abbiamo proposto ieri sera, una sorta di provocazione ancora una volta. Ciao Claudia, cioè secondo voi è meglio chiudere tutto e vaccinare, fare solo vaccini, cioè tutto chiuso e per 2 settimane? 3 settimane, 10 giorni, non lo so, ma l'importante è che si muovano, perché il problema è proprio questo, cioè stanno parlando di un nuovo lockdown possibile per vaccinare, perché bisogna fermare sta curva e queste varianti, ma il problema è che intanto non fanno le vaccinazioni di massa, cioè il CTS invece di trovarsi a discutere nuove chiusure dovrebbe vaccinare. Quindi anche per esempio gli uomini della protezione civile, i rappresentanti, i medici che sono lì chiusi, che decidono ogni giorno, dicono fondamentalmente solo che bisogna fare il lockdown, andassero a vaccinare. Mancano i vaccini, devono trovare il modo per farli arrivare. Non è che lo dobbiamo risolvere noi. Non mi sembra, credo che ognuno di voi si spacchi la schiena tutti i giorni con la possibilità per chi ha ancora un lavoro, per chi riesce e non è smart working o che ne so, comunque si spacchi la schiena con il proprio lavoro, noi pretendiamo lo stesso da parte di questi. Allora, oggi sono particolarmente arrabbiato, ma il 57% appunto delle persone che hanno risposto ieri sera al sondaggio di Ring ha detto bene, chiudiamo tutto per vaccinare soltanto, almeno per qualche settimana. E francamente è un risultato che mi ha colpito. Qual è la seconda cosa per cui sono particolarmente arrabbiato? Oggi c'è moltissimo sui giornali, ora vi leggo anche le aperture. Ciao Antonella, ben trovata anche a te. Che il fatto che fino ad adesso era una cosa che forse molti non sapevano, ma i figli dei cosiddetti lavoratori essenziali erano garantiti. E per garantiti cosa vuol dire? Cioè avevano la possibilità anche nel momento in cui c'era la zona rossa, anche nel momento in cui mettevano tutte le scuole in didattica a distanza, anche nel momento in cui c'erano particolari restrizioni, comunque di avere una tutela. Qual era la tutela? Cioè andavano a scuola lo stesso. Michela, stiamo ancora a credere a questa narrazione? Beh, insomma, buongiorno Avarino, credo che siamo sul punto di andare in strada in tanti. Andrea, oggi vanno in strada le palestre, eh? Giuliana, buongiorno. Ciao Annarita, le palestre sono in piazza, mi pare oggi pomeriggio a Roma in manifestazione alle 14, quindi stasera li sentiremo. Non possono andare a scuola, infatti, dice Antonella. Eccolo qua, ci sto arrivando. Con il vaccino abbiamo peggiorato la positività. Ciao Aldo, buongiorno, ben trovato. Allora, cosa volevo dire? I figli dei lavoratori essenziali, parliamo degli anestesisti, dei medici, di chi è in prima fila, in prima linea in questa emergenza, erano garantiti, cioè nel momento in cui chiudeva la scuola, comunque loro andavano a scuola. Perché? È molto semplice, perché se non vanno a scuola, magari sono piccoli, chi ci sta a casa con loro? Il papà medico, la mamma anestesista, l'infermiere che serve in questo momento? Cosa fanno? Avevano garantito le categorie protette, compreso i disabili che vanno a scuola, i giorni dei laboratori che si fanno, fino a una circolare dell'altro ieri. In questa circolare dell'altro ieri del Ministero dell'Istruzione si tolgono dai garantiti i figli dei lavoratori essenziali. E sapete qual è l'effetto immediato? Visto che c'è la curva, visto che gli ospedali sono pieni, visto che stiamo rischiando di grosso di nuovo,
i figli costringeranno i genitori, che sono magari anestesisti, medici, pneumologi, rianimatori, infermieri, tutto quello che sono, a stare a casa, a prendersi i permessi, perché il governo ha cannato una cosa di questo tipo. Quindi c'è l'attenzione da parte dei segretari dei medici odontoiatri. Ieri sera ne abbiamo parlato in apertura a Ring, perché non la vedo sui giornali questa cosa qui. Cioè, e mi auguro, come ha detto l'onorevole Pellicani, che si modifichi da subito da oggi. Perché, ripeto, se i figli come si chiama, dei lavoratori delle categorie essenziali, cioè i medici e gli infermieri, gli operatori sociosanitari, sono costretti a stare a casa come tutti gli altri bimbi o ragazzi non vanno a scuola e magari sono piccolini appunto, quindi hanno bisogno di assistenza se stanno a casa e quindi invece di assistere a un intubato sta a casa col figlio perché non può occuparsene qualcun altro. Si prenderà babysitter, mi direte tutto quello che volete, certo, ma noi dobbiamo venire incontro a tutte le possibilità, soprattutto se è un'emergenza e considerare molto i medici, visto che sono gli eroi di questo anno. Gazzettino, nuovi divieti. Esperti divisi, il Corriere invece oggi titola Draghi, la via d'uscita non è lontana. Su Repubblica oggi una fotonotizia con 100.000 che è il numero di vittime raggiunte in questo anno, 10.000 quelle superate in Veneto ieri, quindi il 10%, e poi il titolo è Vaccini ci salveranno per Repubblica. Il Corriere del Veneto invece scuole, decise le prime chiusure di massa per il piccolo Cattinara, che è l'ospedale di Trieste è sotto pressione, noi medici allo stremo. Perché scelgono queste aperture quotidiane del Veneto? Perché è il caso appunto della giornata di ieri, con le chiusure che vedranno la loro realizzazione giovedì, quindi l'11, aule chiuse da giovedì in 4 distretti, perché sono diventati 4, e sono l'Alta Padovana, l'area termale di Padova, il Veneto orientale e l'Asolano. L'Asolano, dicono i giornali, là dove ci sono molti negazionisti, no Max, no Mask, no Vax, eccetera. Perché ancora un CTS di cazzeggiatori? Laura, questi non vogliono cazzeggiare, vogliono decidere, decidono per le chiusure, tutto facile, decidono per questo e punto stop. E quindi, secondo il loro punto di vista, bisogna chiudere. E invece la mia priorità è quella di vaccinare tutti con i famosi drive-in. Il problema è che ancora questi vaccini non arrivano. Più 45,3% in pochi giorni, in 7 giorni in Friuli e Giulia, ed è un aumento pazzesco, ma ancora la curva è bassa, dicono, rispetto a quanto vissuto in passato, così come questi dati che vengono citati sul contagio per 100.000 abitanti del Veneto sono contagi che abbiamo già visto, però non ce lo ricordano tutto questo, perché ovviamente in questo momento adesso il nuovo parametro è diventato quello di 250 ogni 100.000 abitanti e quindi siamo spaventati quando vediamo 600, 300, 500, però sono dati che abbiamo già vissuto. Non lo trovo più la tabella, ma è sul Gazzettino di oggi, è fatta molto bene davvero dai colleghi del Gazzettino e avete la possibilità lì di guardare quella che è la situazione, eccola qua, pagina 2, per esempio il rischio adesso è anche per Belluno, Vicenza e Rovigo in particolar modo. Il distretto di Asolo ha 268 contagi per 100.000 abitanti, il distretto del Veneto orientale, Venezia, 302,20, sono tanti, ma ripeto, periodi che abbiamo già passato. Dunque, mh, c'è uno studio americano che, dopo aver citato quello di ieri, c'è quello nuovo invece, un altro studio americano, istituto di ricerca, uno di quelli più credibili sul fronte delle previsioni, che dice che il picco potrebbe essere il 27 marzo, con un plateau almeno fino a Pasqua per poi iniziare a discendere. Magari perché rischio che veramente andiamo avanti ancora un mese con questo dramma. Non è che vaccinando abbiamo più contagi, no, perché vabbè, ho capito che non sviluppi la malattia ma puoi portarla. Che ho fatto? Che ho fatto? Ho inquadrato questo posto terribile che è dove sto in questo momento. Ecco qua, scusate. Allora, ma in caso di febbre post vaccino verrà consigliato il tampone? Buongiorno Avarino. Il tema del vaccino, è vero che voi se siete vaccinati, come ho detto, potete trasmettere, purtroppo e questa è la cosa che hanno stabilito e scoperto appunto anche raccontandoci come funziona questo vaccino, però almeno non si sviluppa la malattia. È più facile chiudere che assumersi responsabilità di scelte precise. Scusate, oggi dal telefono non riesco a leggere, ho inquadrato la stanza mesto, del mio mesto B&B
a Treviso. Buongiorno Ferdinando, la strada più semplice è sempre la più percorsa, non vedo questo grande entusiasmo da parte del governo di risolvere le cose, anche Zaia ormai sta perdendo colpi, vediamo che cosa dirà oggi. Scusate, cerco di leggere i messaggi ma non riesco a vederli tutti. Condividete, c'è il canale Telegram, quello YouTube, mi raccomando. Il caso poi dell'app Zero Coda. Ricordate la polemica di Padova, i famosi furbetti? Dicevano gli insegnanti avevano fatto i furbetti, avevano prenotato il vaccino anche per gli altri, amici e parenti. Niente di vero, niente di vero. Dopo un'analisi, e avevamo già detto che c'erano dei forti sospetti, fatta dall'ULSS e Euganea, hanno scoperto che avevano prenotato sì per altri, ma erano altri colleghi che infatti non riuscivano a fare la prenotazione. Quindi c'era la possibilità di prenotare per altri con lo stesso codice fiscale. Lo si è fatto, ma lo si è fatto per altri colleghi. Questo è quello che ha scoperto appunto l'indagine interna dell'ULSS. Per quanto riguarda invece il discorso di Draghi, io devo dirvi che mi è piaciuto. L'abbiamo detto e visto, ho fatto sentire anche ieri sera un po' nel corso di Ring, a proposito ci rivediamo stasera alle 21:15 su Antena 3, però mi è piaciuto perché sembrava un non politico, forse più politico di tutti gli altri, ma in realtà quando ho detto non faccio promesse che non posso mantenere, finalmente è una cosa importante. Dopodiché è chiaro che non è il momento delle divisioni, che ci stiamo avvicinando, i vaccini ci salveranno, tutto quello che abbiamo già raccontato e detto anche in questi primi minuti dell'Avarino di oggi. Però, insomma, mi è piaciuto. Un discorso è merce rara perché oggi vedere il Premier che parla è merce davvero rara, lo ha fatto con un video registrato, diffuso nella mattinata di ieri, però insomma finalmente almeno si fa sentire. Il problema qual è? Trovate i vaccini, invece di chiudere, trovate i vaccini e fateli. E questa è l'urgenza massima. Oggi Federica, intervistato dal Corriere, dice aumentare le restrizioni, questo mi ha colpito il presidente del Friuli Venezia Giulia che ieri purtroppo ha perso il papà malato da tempo, avrete visto. Federica al Corriere dice aumentare le restrizioni fino a quando non si vaccinano molte più persone, è l'unica strada e lo dice Federica appunto in questa intervista. Vittorio, ma davvero il 57% delle persone che vogliono che si chiude e si vaccini a più non posso? Incredibile, non comprendere che in un anno la politica ha fallito perché non ha potenziato le strutture sanitarie. Vittorio, sì, il risultato del sondaggio non ha valore statistico, lo dico sempre, quello di Ringa. Edoardo, è però una tendenza importante con più di 2200 telefonate. La tristezza è che per quello che si poteva vedere non ne prendiamo una in tutto il mondo, tranne Israele e Gran Bretagna che vaccinano a raffica. Edoardo, hai perfettamente ragione. Condoglianze a Federica. Io ho un bel ricordo di Maurizio, del papà di Massimiliano Federica, perché ricorderete nel giorno in cui avevamo fatto la mega maratona, le lezioni di Massimiliano Federica, alla prima intervista io gli chiesi al papà di Federica, ma voi come lo chiamavate da piccolo? Lui svelò il Briciola, mi pare, no? Noi lo chiamavamo Briciola da piccolo Massimiliano e quindi da allora è diventato il presidente Briciola, quindi c'è questo ricordo molto tenero del papà di Massimiliano Federica. Il comitato tecnico scientifico sta pensando a questo, amici, se non avete ancora condiviso, non vi siete arrabbiati abbastanza, eccolo qua. Zone rosse nel weekend, a meno che non si faccia veramente la zona rossa a tutta Italia e il lockdown per 15 giorni per tutti come fu un anno fa, il rischio è questo, ma zone rosse più forti, ma comunque zona rossa o lockdown, chiamiamolo lockdown, modello Natale, zona rossa nel weekend, cioè non si esce di casa, chiusura anche per bar e negozi in fascia gialla e i centri commerciali in fascia gialla, il coprifuoco anticipato alle 19. Queste sono le cose che stanno pensando. Intanto, che succede? Abbiamo perso 5 miliardi per il ricalcolo del mancato PIL, crescita del PIL del nostro paese e come ancora non li abbiamo presi, ancora non c'è un piano e già ci hanno soffiato 5 miliardi del Recovery Fund. Fantastico, è meravigliosa questa cosa. Non li abbiamo ancora spesi, non c'è un piano, non facciamo altro che aspettare questi soldi. Intanto non arrivano i ristori che stiamo aspettando, i ristori 5 per capire com'è su cose tarato, in base alla percentuale, la percentuale della perdita, tutto quello che ancora non sappiamo. Stiamo aspettando i soldi per le imprese, le palestre, lo ricordo, sono in piazza quest'oggi e intanto perdiamo 5 miliardi del recovery fund. L'ho detto in commissione ieri il ministro Daniele Franco, bisogna cambiare passo, veloci, insomma scendiamo da 190
196 a 191,5, con il Next EU insomma diventano 204,5, per carità 4 miliardi, ma sì, vabbè, è tipo l'IMU, no? Come si diceva, il valore dell'IMU. Comunque perdiamo, metteremo meno soldini per quanto riguarda il recovery nella quota prestiti per il ricalcolo dei punti persi di PIL. Il Corveneto sottolinea molto bene oggi come i giovani, i challenge, i rischi, tutto quello che sta succedendo ai ragazzi di oggi impazziti. È vero che molte cose di queste succedevano sempre, anche prima, forse il lockdown le ha peggiorate, le risse, e i challenge cosa sono? Questi ragazzi che magari si stendono sulla strada aspettando che passi un'auto, si alzano all'ultimo minuto, guardano il treno arrivare in faccia e si spostano all'ultimo istante, follie. Non mi ricordo dove, sia Schio, si erano preparati per fare una maxi rissa, se ne sono accorti, per fortuna sono intervenuti con la polizia locale, l'assessore, via dicendo, dei genitori, cioè una cosa che oggettivamente sta diventando davvero pesante. Chiudiamo come abbiamo fatto ieri. Sono molto contento di aver ospitato ieri la mitica Francesca Dotto a Ring per quanto riguarda il ricordo dell'8 marzo e della festa della donna, che è tutti i giorni, come abbiamo sempre detto, ha detto delle parole molto belle. Intanto ha detto il soprano è riferito solo, è declinato solo al maschile, non si può dire soprana. Vedremo, perché poi alla fin fine sono sicuro. Così lei ha detto tecnicamente, il soprano trevigiano. Chiudiamo, dicevo, come ieri, come ha fatto ieri con Harry e Meghan, perché le rivelazioni sono veramente pazzesche. Cioè, dicono i due, che evidentemente non erano così forti per poter fare i numeri due. Cosa dice Bledi? Non ti arrabbiare come sempre per i grillini. Cosa dici, Bledi? No, spero che la gente adesso capisce che se c'è Conte, se c'è Draghi, se c'è il 5 Stelle o c'è la Lega, il virus non guarda in faccia a nessuno. Questo non c'è alcun dubbio. Il tema è il cambio di passo, che però è stato garantito. Ha zerato tutto, diciamo, la dirigenza e si riparte. Bledi, bene o male, adesso in qualche maniera sarà anche più facile perché i vaccini arrivano, questo ce lo dobbiamo dire per tutti. Prima dittatura sanitaria, adesso che non è cambiato nulla, anzi ci stanno chiedendo più IVA, chiudendo di più di prima. Bledi, hai ragione, e soprattutto la cosa delle assunzioni che abbiamo raccontato ieri, perché va bene se lo fa Draghi, non va bene se lo fa un altro? Cioè è un dato del quale dobbiamo parlare, stiamo parlando di migliaia di assunzioni del pubblico, se lo fa Draghi nessuno dice nulla, l'EU non dice nulla, il centrodestra non dice nulla, il centro non dice, ma come mai tutte queste assunzioni del pubblico? In parte ci rendiamo conto tutti che forse abbiamo perso anche delle eccellenze nella dirigenza forse del pubblico, c'è un'età troppo alta, non lo so, però insomma non ho visto uno che ha alzato il ditino e ha detto cos'è, facciamo, assumiamo subito con chiamata diretta, di fatto mi sono espresso male, ma in questa maniera, boh, finché c'è virus c'è speranza, dice Edoardo, speriamo di no. Allora, Harry e Meghan che dicono una cosa pazzesca. Il rischio altissimo per quanto riguarda cosa ho scritto qua? Le accuse di razzismo che hanno praticamente mosso con questo rappresentante della famiglia reale che si era domandato a loro presenza che temeva il colore del futuro figlio Archie, quindi siccome lei è mulatta, che colore avrà il figlio del principino Harry con Meghan? E questa domanda ovviamente lei l'ha raccontata con estrema chiarezza nell'intervista a Oprah Winfrey, ha detto con estrema chiarezza di fatto di aver pensato al suicidio nei momenti più bui, ma le accuse di razzismo pendono veramente come un macigno adesso su Buckingham Palace e si sono divisi tra i millennial che adorano la salutista, l'influencer, l'ex attrice, quella normale Meghan, e invece i più fedeli alla tradizione della corona. È chiaro che se queste cose sono vere, sono accuse pesantissime, dopodiché, insomma, arcirazzisti i reali inglesi, ha fatto la battuta Edoardo, le accuse sono pesantissime e si dice sui giornali rischia di fare più danno con questa espressione, dicono, rispetto a Lady Di, il caso di Meghan. È vero che dietro c'è molta insoddisfazione perché sarebbero stati i secondi e forse non avrebbero accettato questo ruolo. Dopodiché stanno meglio di me e di voi, credo di ognuno di noi, e quindi pace all'anima loro. Buona giornata, ci vediamo stasera a Ring alle 21:15 su Antena 3 sul sito ferdinandovarino.it. Ciao, buona giornata.